autobus con a bordo studenti e pendolari ha preso fuoco sulla 2 nei pressi dello svincolo di Sant'Onofrio Vibo Valentia, illesi conducente e passeggeri che sono riusciti a scendere dal mezzo. Braccianti sfruttati e sottopagati, 2 imprenditori lametini indagati dalla procura. Le indagini della Guardia di Finanza hanno documentato le estorsioni ai danni di 95 dipendenti. Beni mobili e immobili per un valore di 1 milione di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Catanzaro ad un imprenditore di 45 anni. L'uomo è risultato responsabile di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Esuberi al porto di Gioia Tauro e scontro fra governo e Med Center. Il ministro Del Rio dice: abbiamo fatto la nostra parte, adesso si attivino i privati. I lavoratori ex mobilità in deroga senza indennità e il blocco è nazionale. Il ministro Poletti non ha ancora firmato il decreto per i pagamenti, tirocinanti esasperati. Inaugurato all'interno del carcere di Catanzaro l'anno accademico di sociologia, intesa fra Università Magna Grecia e Istituto Penitenziario, in aumento i detenuti iscritti all'Ateneo. Inaugurata oggi a Cosenza la prima edizione di Salus Fest, una 3 giorni dedicata alla salute, l'obiettivo prevenzione e benessere dei cittadini. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. In apertura una notizia di cronaca: un pullman di linea con a bordo studenti dell'Università di Catanzaro e della Calabria ha preso fuoco per cause in corso di accertamento lungo l'autostrada 2 Salerno-Reggio Calabria nei pressi dello svincolo di Sant'Onofrio Vibo Valentia. I passeggeri e il conducente sono riusciti ad abbandonare il mezzo prima che le fiamme si estendessero. Il traffico lungo il tratto della carreggiata sud è stato bloccato per ore. Ma vediamo il nostro servizio. Momenti di paura sulla Salerno-Reggio Calabria questo pomeriggio. Un autobus della ditta Lirosi è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Il rogo è divampato sul tratto vibonese dell'autostrada tra gli svincoli di Pizzo e Sant'Onofrio in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo. Inevitabili le code che si sono fermate nel giro di pochissimi minuti, paralizzando la viabilità. Per il conducente del mezzo, che è riuscito a saltare fuori dal pullman in tempo utile, nessun problema, ma lo spavento è stato grande per i 74 passeggeri, per lo più studenti di ritorno a casa per il fine settimana. Il fuoco, sviluppatosi per cause ancora in corso di accertamento, ha rapidamente avvolto tutto l'abitacolo. Drammatiche le testimonianze che raccontano di come l'abitacolo si sia riempito di una nuvola di fumo nero irrespirabile in pochi minuti. Scappati verso la piazzola d'emergenza mentre l'autobus bruciava, i passeggeri sono stati costretti ad andare a piedi all'uscita di Sant'Onofrio, dove c'erano degli autobus d'emergenza. Le valigie sono rimaste lì e tutto è andato perduto. Un'esperienza terribile per chi l'ha vissuta, ma che per fortuna non ha provocato danni alle persone, ma solo tanta paura. E ancora per la cronaca: avrebbero costretto, minacciandoli di licenziamento, 95 dipendenti a firmare contatti capestro. 2 imprenditori agricoli lametini sono indagati dalla procura. Le indagini sono della Guardia di Finanza, avrebbero documentato i soprusi ai danni dei braccianti. Vediamo. Estorsioni ai dipendenti. Con questa accusa la Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha emesso un avviso di garanzia e contestualmente di conclusione indagini nei confronti di 2 imprenditori agricoli, Giuseppe e Domenico Santa Croce, i 2 operanti nella piana. Secondo quanto documentato dalle indagini della Guardia di Finanza, avrebbero costretto sistematicamente i propri dipendenti ad accettare retribuzioni minori, ridotte di circa 1/3 rispetto a quelle formalmente risultanti in busta paga, oppure non corrispondenti a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con la minaccia dell'immediato licenziamento. Il patto veniva stipulato, secondo quanto reso noto, prima dell'instaurazione del formale rapporto lavorativo, con esplicita esclusione della richiesta di assunzione avanzata da coloro che aspiravano all'impiego secondo le regole. Le indagini portate avanti dal nucleo mobile, dirette dal sostituto procuratore Luigi Maffia, hanno consentito di appurare che il sistema estortivo era stato eseguito nei confronti di 95 lavoratori nel periodo compreso tra il gennaio e il febbraio del 2016 e che i braccianti erano di nazionalità prevalentemente extracomunitaria. L'attività è scaturita da mirati controlli effettuati nei mesi scorsi dai finanzieri in diverse località
attività delle campagne lametine attraverso il monitoraggio di automezzi, sopralluoghi, appostamenti, pedinamenti e riscontri cinefotografici effettuati con il supporto dei mezzi aerei del corpo. Le indagini dei finanzieri hanno permesso di acquisire elementi circa il sistema retributivo illecito adottato dagli imprenditori oggi indagati. Lasciamo per il momento la cronaca, ci occupiamo della pagina del lavoro. Esuberi al porto di Gioia Tauro, scontro fra governo e Med Center. Il ministro Del Rio dice: abbiamo fatto la nostra parte, adesso si attivino i privati. Vediamo. Sul porto di Gioia Tauro lo Stato ha fatto i suoi investimenti, il gateway ferroviario, il bacino di carenaggio, tutti gli impegni che ci eravamo presi sono partiti, in questo anno come in quasi tutti i porti italiani, quindi adesso aspettiamo che il privato faccia la sua parte con i suoi investimenti e ci aspettiamo un aumento dei carichi di lavoro e auspicabilmente un riassorbimento di questi lavoratori dai nuovi terminalisti. E quanto ha dichiarato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio durante il question time alla Camera dei Deputati, rispondendo a un'interrogazione dell'onorevole Rosanna Scopelliti di Alternativa Popolare su quali iniziative il governo intenda adottare per rendere operativa l'Agenzia di somministrazione del lavoro portuale, rendendo effettiva la sua funzione a supporto dei lavoratori licenziati. L'Agenzia, ha spiegato Del Rio, è stata voluta da questo governo esattamente per difendere i posti di lavoro, per favorire una flessibilità all'interno delle autorità portuali, tant'è vero che proprio nel correttivo porti si prevede l'adozione del piano organico del porto dei lavoratori e delle imprese che il presidente dell'autorità portuale può appunto adottare e serve proprio per migliorare la formazione professionale. Nei primi giorni di questo mese i 377 lavoratori hanno ricevuto le indennità di mancato avviamento da parte dell'INPS e quindi possiamo procedere adesso anche al programma di formazione e ricollocazione. Tutta la parte burocratica che era in capo all'INPS è stata conclusa. I lavoratori sono pienamente coperti da un punto di vista previdenziale e dello stipendio e adesso stanno maturando gli investimenti che dovrebbero determinare un aumento dei carichi di lavoro a Gioia Tauro, investimenti garantiti dal terminalista. L'azienda terminalista MCT, nel consegnare i dati trimestrali, ha però confermato un drastico calo dei volumi. Ancora per la pagina del lavoro, niente spettanze per i lavoratori ex mobilità in deroga, il blocco è nazionale, il ministro Poletti non ha ancora firmato il decreto, cresce l'esasperazione fra i tirocinanti che non vedranno più rinnovato il contratto. Vediamo. I soldi non arrivano e il tempo passa, i tirocinanti, gli ex mobilità in deroga, aspettano ormai da mesi di essere pagati, l'assegno è di 800 euro, non sono milioni, eppure è bloccato da una burocrazia che non comunica. Il ministro Poletti lunedì scorso avrebbe dovuto firmare il provvedimento che di fatto avrebbe consentito a Regione e INPS di pagare i lavoratori. L'esponente del governo Gentiloni non ha però vergato nulla e così anche ottobre è passato senza che gli aventi diritto, migliaia in Calabria, abbiano avuto un centesimo. Il blocco nazionale, ribadisce l'assessore regionale Federica Roccisano, una sorta di cortocircuito che vede contrapposte l'amministrazione Oliverio e il ministero. In sostanza in regione i soldi ci sarebbero, ma senza il via libera da Roma non si può autorizzare il pagamento delle spettanze all'INPS, una situazione kafkiana in mezzo ai tirocinanti che non ci stanno. Sabato scorso hanno protestato e sullo scacchiere di nervi tesissimi non si escludono nuove mobilitazioni, anche perché, recitando un antico adagio, al peggio non c'è mai fine. Completati 3 mesi di servizio non è previsto il rinnovo dei contratti. Come faranno le famiglie che già non arrivano a fine mese? Una grossa responsabilità della politica che non paga e non crea percorsi salva precarietà. La situazione, ci dice chi la vive e chiama in redazione, è drammatica. Assemblea degli studenti del liceo musicale di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria per esprimere solidarietà al docente aggredito. Vediamo.
Commozione e partecipazione per Ripartiamo dalla musica, uniti per la cultura, insieme per la legalità, la manifestazione che il liceo statale Rechichi a Cinque Frondi ha organizzato nella sua sede come atto di solidarietà nei confronti dell'insegnante aggredito nei giorni scorsi nel cortile della scuola. Con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Conia erano presenti tutti i rappresentanti della giunta comunale per confermare il ruolo centrale del liceo per la collettività del comune pianigiano e del territorio nella formazione dei giovani. Le mafie temono più un'aula scolastica che un'aula di tribunale. Colpendo una scuola intendono ancora continuare a dettare leggi, soprattutto in un ambiente come il nostro. Nel nostro territorio, ecco, le mafie cercano di creare una cultura, la loro cultura, che non è cultura, che è fatta di disvalori e non di valori. Per cui una scuola, un liceo musicale in una cittadina come Cinque Frondi, dove le condanne già dell'altro ieri ci dicono che c'è una forte presenza mafiosa, chiaramente disturba. Vanno combattuti con iniziative come oggi, dimostrando che c'è la stragrande maggioranza che è una parte sana, che si ribella, che non ci sta, che fa quadrato dal punto di vista istituzionale ma anche sociale. È una partecipazione sentita, perché questa nostra manifestazione vuole essere un momento di vicinanza al nostro docente che è stato colpito in maniera così vigliacca, ma vuole essere anche un momento di riflessione. E spostiamoci adesso a Catanzaro, dove al Politeama è stato gremito per l'incontro su cattolici e politica, alla presenza di Ciriaco De Mita. Sentiamo. Lucido e preciso, appassionato e coinvolgente, perché un tempo la politica richiedeva queste doti. Ciriaco De Mita tira ancora, a giudicare dalla gente che ha riempito il Politeama di Catanzaro. Non mi aspettavo tanta gente. L'ex presidente del Consiglio e anima di un partito che non c'è più, l'ADC, ha affrontato con Monsignor Vincenzo Bertolone un tema vecchio e dibattuto come il mondo, cattolici e politica. L'uomo di Nusco ha citato da Don Sturzo a De Gasperi, passando per Moro e Zaccagnini, affrontando i temi nodali della politica di oggi, e sul perché la disaffezione verso i partiti De Mita si affida ad una metafora. La gente che non vota rifiuta la politica, è come l'ammalato che rifiuta la medicina. Poi ha anche la suggestione di guarire, ma senza medicina non si guarisce. Spazio anche a giovani e futuro. Ai giovani dicono di aver fiducia, ma se io dovessi dire quello che percepisco, il che non significa che io veda giusto, noi abbiamo alcune classi che ormai è difficile recuperare, hanno accumulato speranze e vivono la delusione, quindi è una condizione di estrema difficoltà. Noto però che tra i ragazzi che stanno crescendo c'è una curiosità diversa, non desiderare, ma impegnarsi a realizzare le condizioni di vita diverse. La frase utilizzata da Monsignor Bertolone a chiusura dell'incontro la dice lunga sull'importanza attribuita al convegno. Eccola, stasera la luce del passato ha illuminato il presente. Adesso parliamo della questione migranti, con la protesta dei giovani sbarcati a Corigliano nel mese di luglio, ospitati al Sibaris Hotel di Cassano. L'emergenza sbarchi è al momento cessata, ma sul territorio restano centinaia di profughi dislocati in varie strutture. Gianluca Pasqua, sentiamo. Sono rimasti in pochi, ma a loro dire non se la passano bene. I giovani migranti ospitati al Sibaris Hotel di Cassano ieri hanno inscenato una protesta per lamentare le condizioni precarie in cui vivono. Docce fredde e cibo scadente. Queste in particolare le rimostranze dei ragazzi del Sibaris, sbarcati a Corigliano nel mese di luglio. Il loro è stato l'ultimo sbarco in ordine di tempo, dei 16 avvenuti nel porto calabrese. È una fase di tregua per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Geraci, che in questi anni ha dovuto gestire l'enorme flusso di migranti. Noi abbiamo dato massima accoglienza comunque ai migranti sin dal primo sbarco, che si è verificato il 2 gennaio del 2015. In tutto abbiamo avuto 16 sbarchi. L'ultimo si è concluso poi con un intervento della prefettura
che ha trovato uno spazio su Sibari, dove sono stati poi allocati un centinaio di migranti. Ora ne restano soltanto 30 lì nella struttura a Sibari. Per quanto riguarda la nostra situazione a Corigliano, noi abbiamo sia minorenni che maggiorenni. I minorenni sono circa 50, dislocati diciamo, in più parti nel territorio di Corigliano. Poi ne abbiamo un centinaio dislocati in altri luoghi, cioè al di fuori di Corigliano, ma sempre comunque in carico al nostro comune, quindi a noi. Ad oggi c'è stata l'emergenza sbarchi, sul territorio restano centinaia di migranti tra minori e maggiorenni, dislocati in varie strutture. Il comune immagina però un futuro diverso per alcuni di loro. Un progetto mai più soli, sarebbe un partenariato amministrazione comunale e famiglie per l'affidamento alle famiglie di ragazzi, di minorenni dai 15 ai 17 anni. Quindi affidamento alle famiglie. La macchina organizzativa di Corigliano è stata messa a dura prova nei mesi scorsi, ma ha anche accumulato esperienza e competenza, tanto da ricevere riconoscimenti e nuove responsabilità. Per quello che stiamo dando per la questione migranti, che la nostra assessore Marisa Ciurco è stata nominata referente per l'osservatorio dei minori stranieri dall'Anci Calabria, quindi questo significa che effettivamente da parte nostra c'è questa attenzione molto forte alla questione dei migranti. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Beni per un valore di 1 milione di euro sono stati sequestrati dalla DIA di Catanzaro a Claudio Scardamaglia, 45 anni, genero di Pasquale Giampà, ucciso nel settembre del 92. Scardamaglia nel maggio del 2015 era stato arrestato dalla DIA di Catanzaro nell'ambito dell'operazione Andromeda che ha interessato il clan Iannazzo di Lamezia. A febbraio il 45enne è stato condannato a 11 anni. I sigilli sono stati apposti alla ditta individuale attiva nel settore delle costruzioni, a quote di altre società, beni mobili e immobili e svariati rapporti finanziari. 2 auto incendiate nella notte a Spiringa nel Vibonese, sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Salgono a 47 le auto e i mezzi incendiati nel Vibonese dall'inizio dell'anno. Avevano tagliato alberi di castagno per circa 40 quintali in un terreno di proprietà del comune di Rotagreca nel Cosentino. 2 persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per furto di piante in proprietà comunale e deturpamento e distruzione di bellezze naturali. I 2 del posto sono stati sorpresi in località Fontana con una parte del legname, circa 10 quintali. Auto in fiamme a Borgia nel Catanzarese, la vettura in transito all'ingresso del paese per cause molto probabilmente accidentali ha preso fuoco. Illesa la donna alla guida, accortasi del fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha immediatamente abbandonato la vettura segnalando il pericolo ai veicoli in transito. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Catanzaro. 35 esemplari di pesce spada sotto misura sono stati sequestrati alle Castella ad un diportista dalla Guardia Costiera di Crotone. Il prodotto ittico è stato sequestrato e sottoposto ad un esame da parte del personale ispettivo dell'azienda sanitaria provinciale che, dopo averne accertato le pessime condizioni igienico-sanitarie, ne ha disposto la distruzione. E sempre per la cronaca, ora vi mostriamo le foto dell'arresto da parte degli agenti del commissariato di Rossano che hanno arrestato appunto un cittadino serbo classe 82 gravato di un mandato di cattura internazionale. I poliziotti lo hanno rintracciato mentre controllavano alcune persone che con fare sospetto si aggiravano nelle adiacenze del porto di Corigliano Calabro. Era sprovvisto di documenti ed è stato accompagnato in commissariato per approfondimenti investigativi. Attraverso l'identificazione si è accertato che il serbo risultava latitante e ricercato dalle polizie internazionali per l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. Il reo era gravato da un mandato d'arresto internazionale per aver commesso numerosi furti in abitazione e rapine sfociate poi in atti di violenza. Cambiamo adesso argomento, ci spostiamo a Catanzaro dove è stato inaugurato all'interno del carcere l'anno accademico di sociologia d'intesa fra l'UMG e l'istituto penitenziario che ha fatto registrare un trend in aumento di detenuti iscritti all'Ateneo. Vediamo.
Esercitare il diritto allo studio per i detenuti anche a livello universitario e favorire il loro percorso di risocializzazione. Con questo scopo, nel mese di giugno è stato siglato un protocollo d'intesa fra l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di studio nel carcere. Sono 4 al momento gli studenti iscritti al primo corso di sociologia agli anni successivi, ma circa 10 nuovi immatricolati, a cui si sommano i 3 iscritti a giurisprudenza. L'anno accademico 2017-2018 è stato inaugurato all'interno del carcere di Siano. L'iniziativa favorisce l'accesso ai corsi universitari alle facoltà di sociologia e ha l'obiettivo di creare un diverso canale di accesso alle misure alternative alla pena in presenza di regolare condotta, attiva partecipazione e superamento degli esami previsti. In via sperimentale nel nuovo anno accademico alcune lezioni di 2 materie del corso di laurea in sociologia verranno svolte in carcere per gli studenti detenuti e trasmesse in streaming all'esterno, nelle aule universitarie per gli studenti non detenuti. Credo che non sia usuale che l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Magna Grecia di Catanzaro per l'anno 2017-2018 venga fatta in carcere. Questa è una grande dimostrazione di sensibilità da parte del magnifico rettore che è presente e di tutto il Dipartimento di Sociologia. E rappresenta una grande apertura dell'università verso il territorio. Anche perché invece di fare lezioni solamente al campus o nella città di Catanzaro c'è la disponibilità di docente di fare lezioni in tutte le parti della Calabria. Siamo un'università Magna Grecia, non siamo un'università solo di Catanzaro, ecco. Quindi penso che dimostriamo di essere una di quelle università aperte a tutto il territorio, a tutte le esigenze del territorio calabrese. Da Catanzaro ci spostiamo a Cosenza, dove è stato inaugurato nel centro storico il Salus Fest, evento dedicato alla salute e al benessere dei cittadini. Sentiamo. Oggi si inaugura questo Salus Fest, un festival dedicato al benessere e alla salute dei cittadini, che è un evento unico in Calabria ed è di Cosenza. Sì, è un evento molto importante perché parte proprio da Cosenza anche questa idea, che è stata poi avviata a livello nazionale con le Health City, le città del benessere, grazie alla dottoressa De Marco, all'assessore Vizza, che hanno lavorato su questo progetto. Vogliamo appunto trasferire anche ai cittadini questo concetto, questa idea, cioè che la città deve essere il luogo anche del benessere e della salute, per cui tutte quelle azioni che possono essere rivolte a questo obiettivo sono azioni che sono cosiddette buone pratiche, cioè dobbiamo stimolare i cittadini a camminare, dobbiamo stimolare a prendere dei mezzi di trasporto pubblico urbano non inquinanti. Le città sono come delle grandi macchine, sono macchine che inquinano perché sono energivore, sono macchine dove le persone si muovono e quindi creano anche così un problema legato all'inquinamento. Ecco, noi dobbiamo immaginare che queste città devono essere, che sono anche i luoghi dove però le persone si vivono e dove si concentra la maggior parte della popolazione mondiale, devono diventare dei luoghi non inquinati, devono diventare dei luoghi di benessere e di salute per i cittadini. Ecco, dottoressa De Marco, avete pensato a 3 giorni che sono dedicati a tutti, dai giovani a quelli anche un po' più anziani. Sì, proprio dai giovani, perché loro rappresentano il nostro futuro e sono il nostro tesoro, quindi dobbiamo accompagnarli in questa fase di crescita e aiutarli a cambiare gli stili di vita e, come diceva il sindaco, dobbiamo portare avanti questa città di Cosenza come città della salute. Assessore, puntiamo l'attenzione anche su una cosa molto particolare: nella Villa Vecchia c'è un vero villaggio della salute dove è possibile fare anche degli screening, delle consulenze gratuite. Certo, ma la cosa fondamentale che deve partire da questo evento è un concetto diverso di salute, cioè la salute non più come bene individuale ma come bene collettivo. Adesso la pagina dello spettacolo con il concerto di Nino D'Angelo a Rendano di Cosenza, vediamo. Sold out ieri sera al Teatro Rendano di Cosenza per l'attesissimo concerto di Nino D'Angelo. La città Abruzzi è stata una delle tappe di 6.0, il tour speciale di celebrazione dei 60 anni dell'artista.
questa sera io ho vinto, sono arrivato pure a Rendano, il San Carlo, l'Olimpiadi di Parigi, l'Academic Music di Brooklyn. Penso per arrivare a Rendano sono dovuto andare prima a Parigi, a girare tutto il mondo, poi arrivo qua. Però che bello, sono qua, stasera mi sento un vincitore che era nato per perdere e ha vinto un'altra volta. È un teatro che è molto importante come Rendano, dove ho trovato tanti ragazzi fuori ad aspettarmi, quindi c'è anche un cambio di fan, no? Dai papà ai figli ai nipoti, e questo è molto bello. Nino D'Angelo, che da tempo sognava di calcare l'ambito palcoscenico del teatro rendano, non ha tradito le attese della vigilia dei numerosissimi fan che lo hanno accolto con il calore tipico della gente del sud. Quando una canzone ti ricorda questa città, quando si chiude chi non dà la libertà, ti auge che sta vita. E dallo spettacolo al calcio, nel prossimo servizio gli appuntamenti sportivi del weekend. Vediamo un attimo, è possibile vedere... Domani vediamo, abbiamo una partita importante per noi. Dobbiamo stare zitti, io lo dico sempre, dobbiamo sempre stare zitti e lavorare però. Lavorare, cercare di risolvere i problemi che abbiamo, perché ce l'abbiamo. E poi vedrà il campo, ci dirà se stiamo facendo bene o no. Predica cattiveria e determinazione mister Braia alla vigilia della sfida casalinga con il Bisceglie. Il Cosenza ha un solo risultato da conquistare, il successo per risalire la classifica e lanciare chiari segnali a tutto l'ambiente demoralizzato per l'ultimo posto in classifica. Il mister toscano ha avuto una settimana in più per lavorare con tutto il gruppo e spera di evitare prestazioni come quella mostrata nell'ultima sfida con la Casertana. Proprio una squadra in quella maniera non la voglio più vedere. Le partite le puoi perdere, le puoi vincere, non è quello il problema, ma in campo ci deve andare una squadra tosta. E proprio sabato scorso il Rende ha affrontato i pugliesi conquistando un solo punticino. Ora Lorenson arriverà alla Paganese, reduce da 3 pareggi consecutivi. Trocini non si fida dell'avversario ma ammette che la volontà è allungare la striscia di risultati positivi. È una partita complicata contro una squadra comunque in salute, contro una squadra che ha grande fisicità, ha grande aggressività, una squadra giovane che gioca in maniera propositiva, che attacca con tanti uomini, merita enorme rispetto, ma questo lo sappiamo, non è una novità, ogni partita per noi sarà dura, durissima. Questo ne siamo consapevoli e questa deve essere la nostra forza. Trasferta difficile per la Regina a Monopoli, gli Amaranto sulle ali dell'entusiasmo per il successo conquistato con l'Andria sperano di raccimolare i punti, nonostante in casa i pugliesi mantengano una certa imbattibilità che risale allo scorso 5 aprile con un'altra calabrese, il Cosenza. Chiude il quadro il Catanzaro che giocherà in posticipo lunedì sera a Trapani. Adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Il solido promontorio di alta pressione che ha caratterizzato questa seconda decade di ottobre su gran parte dell'Europa centro e meridionale tende gradualmente ad erodersi da occidente. Una prima scalfitura, avvenuta ad opera di una perturbazione atlantica, ad oggi in colmamento sull'entroterra tunisino. Un secondo attacco avverrà per la fine del prossimo weekend grazie a un affondo perturbato nord-atlantico in entrata dal Golfo del Leone. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani generalmente sereno poco nuvoloso, locali parziali annuvolamenti potremmo ritrovarli solo su Aspromonte, Serre Vibonesi e Sila Catanzarese. La temperatura rimarrà ancora stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani ventilazione debole in nord-orientale ovunque, con mare quasi calmo o poco mosso. Localmente mosso il settore ionico-reggino, con ventilazione moderata. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto. Grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Bene, il TG termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.